Angoulême era venuto apposta a Venezia proprio per vedere Veronica Franco, e Veronica Franco era andata di corsa qui nella calle laterale, che è la Ruga Giuffa, dove c'erano le botteghe di mercanti armeni che vendevano preservativi, erano specializzati nella fabbrica dei preservativi. Vi ho detto come erano fatti i preservativi, non sapeste robe basilari della vita. Però mai non sei scoldoni. Guarda che l'hai fatta già. Guarda che tu la sugo panini, no, come Appunto così addirittura. Allora, i preservativi del 500 erano fatti così, era una busta di vino, di tela di vino, imbevuta di polvere di carbone, di polvere di carbone e di piombo. Avevo presente la Guduria? Alla base era serrati da un nastrino, da dei lacci che ti serea, avevo capito? Allora mi immagino la Veronica Franco che quando stia per arrivare in Vico Terzo è andata alle corsa dal suo fornitore di fiducia, la separare i preservativi e naturalmente i nastrini tutti i colori araldici dei Valois Angoulême, chiaramente del resto. Adesso usa banana, pera, fragole, il nastrino. Senti l'intenditore. Mi va d'ascolto, per fortuna che non è un merito, non so cosa che faria. Allora, il problema di questo piano d'acqua era il problema di tutti i piani